Positivo il riscontro che la Sicilia sta avendo alla BIT, Borsa Internazionale Turismo di Milano, è uno dei maggiori stand più visitati in assoluto nella struttura milanese di Fiera Milano City, dove quest'anno si svolge l'evento, a differenza degli altri anni che si è svolto presso Milano Raw. Nello stand della regione presenti alla BIT 2023 4 DMO, tra cui Isole Minori, West Sicily, Madonia e Targa Florio, Agrigento e Strada degli Scrittori, insieme agli aeroporti di Catania, Comiso, Lampedusa, Palermo e Trapani. Il presidente della regione Schifani si è dichiarato soddisfatto della presenza e del riscontro positivo che sta avendo la nostra regione, evidenziando nel corso della conferenza stampa tenuta insieme all'assessore Elvira Almata, che ha la delega al turismo: la cultura, il cinema, la moda e l'arte, la tradizione diventano strumenti attuali per fare consolidare l'impegno turistico della Sicilia con uno sguardo al futuro. Il presidente Schifani ha poi incontrato i vertici della DMO Agrigentina, il primo cittadino, e quanti si stanno adoperando per la nuova edizione del Festival del Mandorlo in Fiore, che ritorna dopo la pandemia dal 5 al 12 marzo prossimi, e una serie di eventi collaterali che si svolgeranno in attesa dell'evento finale, a partire dal 21 febbraio prossimo, martedì, con una sfilata di carri allegorici, carnevale in maschera delle scuole a cura della Proloco di Agrigento. Questo padiglione è bello come è bella la Sicilia, siamo entusiasti, siamo fortemente determinati a dare un grandissimo impulso al nostro turismo. I segnali, gli indicatori sono tutti positivi. Abbiamo superato con grande efficacia la pandemia e il blocco del turismo della pandemia. Vi è una forte attrazione da parte degli stranieri. Gli stranieri, in particolar modo gli americani, amano la nostra terra, quindi lavoreremo anche perché i mezzi di trasporto siano sempre più efficaci. Risolveremo, come ho detto, più operatori il problema della Palermo-Catania, che è uno scandalo che ho denunziato, sul quale interverrò in maniera abbastanza determinata nei confronti dell'ANAS. Già ci sono dei rapporti molto intensi con ANAS, devono mantenere gli impegni, non si può ridurre un'arteria strategica della Sicilia come questa. Nello specifico, dopo 3 anni di stop ad Agrigento ritorna il Mandorlo in Fiore. È senza dubbio una grande occasione per rilanciare quella zona meridionale appunto della Sicilia. Sì, lavoreremo per questo, ma lavoreremo anche perché Agrigento è stata individuata come candidata ad essere capitale della cultura, lei lo saprà evidentemente, quindi faremo in modo di verificare se ci sono i presupposti perché possa essere individuata, ce la metteremo tutta. Ma le impressioni devo dire che le ho raccolte dagli altri, da chiunque è venuto sino a questo momento a visitare il nostro stand che a detta degli altri è il più bello di tutti. Dico, ovviamente questo mi inorgoglisce, difatti ho ringraziato tutti coloro che hanno lavorato per ottenere questo risultato, ma sono ancora più felice perché questo viene fatto per i nostri operatori, questo viene fatto per le DMO per esempio, no? Che rappresentano la filiera turistica del territorio, quindi per i portatori di interesse l'istituzione deve essere presente, l'istituzione deve dare aiuto, oggi ancora più di ieri, visto siamo dopo la pandemia, visto la crisi, adesso la nuova crisi, noi dobbiamo fare in modo di dare l'opportunità veramente di ripresa. Devo dire che c'è stata, i dati del 2022 sono davvero confortanti, abbiamo avuto un numero notevole di turismo sia nazionale che straniero, tornano gli stranieri in Sicilia e questo ci fa molto piacere. E questo perché? Perché c'è stata una strategia dell'assessorato davvero importante. Siamo riusciti evidentemente tramite eventi, penso al Sicily, penso a tutti gli eventi che ci sono stati intorno al Sicily, penso alla grande campagna di comunicazione, penso alle risorse investite per la Film Commission, cioè tutte queste operazioni hanno fatto sì che questi numeri, che questo arrivo di turismo sia stato veramente positivo. Quindi l'obiettivo nostro è quello di continuare su questa strada, chiaramente di migliorare i numeri, no? L'obiettivo deve essere sempre quello di riuscire a dare un qualcosa in più e mantenendo la stessa strategia con delle altre idee innovative che insomma presenteremo in questi giorni e nel prossimo futuro, sono certa che la nostra Sicilia sarà meta scelta sempre di più dal mondo intero, voglio dire. I dati ci portano a dire che gli americani scelgono la Sicilia più che altre mete,
Ci dicono che molti scelgono la Sicilia per esempio per il cibo, no? Noi siamo rispetto alla Toscana i secondi come scelta di meta dovuta al cibo che c'è in quella regione, e devo dire che la nostra regione di prodotti tipici ne ha diversi, quindi rispetto all'enogastronomia sicuramente riusciremo ad essere i primi a breve, non c'è ombra di dubbio. Bisogna investire in comunicazione, no? Per riuscire a far sì che questo si sappia sempre di più e sempre più nel mondo.